Vaccini è sempre più caos. Il ministro della Salute Lorenzin ha annunciato oggi di aver dato mandato di perseguire tutte le azioni contro la decisione della Regione Veneto, che come noto ha deciso una moratoria sull'obbligo vaccinale. E così 7.500 bambini dell'ULSS Pedemontana che non hanno la copertura vaccinale completa restano nel limbo, sospesi e trascinati da una parte all'altra. Prima la legge sull'obbligo di fare i vaccini e dunque niente scuola, poi il decreto che permette ugualmente di entrare in classe fino al 2019 e adesso il governo che sta per impugnare la proroga vaccini della regione. Chi più ne ha più ne metta e intanto le famiglie non sanno più che fare quando manca soltanto una settimana all'inizio dell'anno scolastico. Mentre qui a Venezia parliamo di autonomia, a Roma c'è chi parla addirittura di commissariare la regione per un'interpretazione che è stata data dai vostri uffici sul decreto dei vaccini. Ma guardi, io penso che la rissa non serva a nessuno. Ho visto altre volte queste minacce, prova ne sia che facciamo un referendum per l'autonomia con una sentenza in mano, non è che c'è una gentile concessione. Andiamo avanti, siamo la miglior sanità d'Italia, vabbè, si commissaria la miglior sanità d'Italia, ci difenderemo comunque. Il ministro Lorenzin dice però se ci saranno epidemie sarà colpa di Zaia in sostanza. No, non sarà colpa di Zaia, non sarà colpa del Veneto, se ci saranno epidemie inizieranno sicuramente non in Veneto.